Si è concluso a Favara la 20ª edizione del Premio Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta, una settimana intensa di avvenimenti culturali, gemellaggi, festival musicali, rappresentazioni teatrali, culminati con la consegna dei premi alla presenza delle autorità. La serata è stata condotta da Giuseppe Moscato, i riconoscimenti sono andati a Giuseppe Gioppino Crapanzano, Raimondo Moncada, Salvatore Rizzuti, Francesco Novara, Mariangela Longo, Giuseppe Taibi, Daniel Russello, Salvatore Nocera, Stefano Castronovo, l'hospice dell'ospedale di Agrigento e infine il gruppo folk dei Diapason. Anche quest'anno il premio Buttitta riscopre talenti, fa rivivere tradizioni, segna fortemente la cultura del nostro territorio, insomma un premio al premio. Sì, è una manifestazione che ogni anno riscuote veramente, e di questo sono orgogliosa, un immenso successo, forse perché noi crediamo in questo e quindi la gente vede che noi diamo con tutto il cuore. Ecco, la cosa bella è che non è una manifestazione solo esclusiva del centro Guttuso, ma c'è il coinvolgimento di tutte le realtà del territorio, comprese le istituzioni, soprattutto le scuole, perché a loro sempre dico che questo premio è rivolto, e quindi sono felice veramente stasera di avere tanti alunni premiati, di avere tante persone con i premi speciali, persone che fanno grande la nostra Sicilia con il loro operato, e soprattutto vedere tanta gente significa che tutti veramente abbiamo bisogno di riscoprire i veri valori, abbiamo bisogno di questi momenti di serenità, di questi momenti di riflessione che ci fanno dire la Sicilia è bella, i siciliani sono delle bellissime persone e noi quindi dobbiamo continuare ad incidere su questa nostra società, perché ha bisogno di tante persone, ha bisogno soprattutto delle persone che operano, e a Favara, come diciamo in tutta la Sicilia, ce ne sono tante.